Sono davvero contento di ricevere questo primo premio Pace e Spiritualità 2026, un premio che è stato organizzato e che viene organizzato da 11 anni all'Associazione Culturale Accademia Euromediterranea delle Arti, presieduta dalla professoressa Maria Teresa Prestigiacomo. È un primo premio legato ad un articolo giornalistico che ho pubblicato sulla rivista Strade Aperte, che è un magazine del movimento adulti scout cattolici italiani, dove naturalmente il premio si chiama Pace e Spiritualità, dove parlo di pace, ma parlo di pace combattendo quella che in questi giorni stiamo vivendo nel modo peggiore, cioè l'idolatria del potere. E riprendo sicuramente quello che è un po' il messaggio del nostro pontefice Leone XIV, un messaggio in cui si capisce che in questo tempo molto segnato da conflitti, da tensioni geopolitiche, da trasformazioni tecnologiche profonde, noi dobbiamo andare oltre anche quelli che sono i confini religiosi, come ha fatto il Papa, per lanciare un messaggio universale che sia legato appunto alla pace. E il suo appello non è un appello soltanto spirituale, ed è questo quello che io sottolineo nell'articolo, perché è addirittura una proposta culturale, sociale, perché nonostante queste trasformazioni radicali, la pace appare giorno dopo giorno sempre più fragile, però non deve essere per noi impossibile, dobbiamo avere speranza. Questa pace, ci ha spiegato Papa Leone, nasce da una conversione dello sguardo, dalla capacità di riconoscere nell'altro essere umano un volto e non un bersaglio da colpire. E allora a questo punto la speranza non è più un'illusione, ma è una scelta. E questo è quello che ho tentato di dire in questo articolo, che è stato premiato dalla giuria, che ringrazio perché è davvero una bellissima soddisfazione, soprattutto per l'alto valore di cui si parla in tutto questo contesto, appunto pace e spiritualità. Abbiamo bisogno di entrambe le cose.